Sicuramente un momento importante è quello di questa mattina presso gli uffici pesca della Regione del Veneto, in cui si è svolto un incontro importante alla presenza di vari stakeholder organizzato dalla Regione del Veneto, dall'assessore Corazzari, sugli studi e monitoraggi dell'invasione del granchio blu sul nostro Veneto, e ovviamente il tutto finalizzato al contrasto e alla diffusione di questa specie. Presenti vari stakeholder, ma soprattutto vari relatori dalle università di Padova e di Venezia all'ARPAV, a Veneto Agricoltura, a ulteriori realtà importanti del settore, che hanno posto tutta una serie di dati e risultati dei vari studi che sono avvenuti dall'inizio di questa emergenza del 2023. È stato posto tutta una serie di informative, oltre ai vari studi che fino adesso sono stati fatti, proprio per cercare di capire sempre di più le abitudini di questa specie, e ovviamente cercare tutte quelle forme di contrasto che possono essere messe in campo a difesa del sistema biomarino del nostro Veneto. Ovviamente tanti spunti interessanti, novità ovviamente importanti, cosa ancora più importante è anche la presenza del commissario all'emergenza del granchio blu a livello nazionale, il dottor Caterino, che oltre ad aver posto tutta una serie di informative come quelle avvenute qualche giorno fa presso la riunione avvenuta presso i Ministeri Ambiente e Agricoltura su questo tema, ma oltre ad avere appunto posto queste informative e anche in termini economici i fondi che vengono messi a disposizione, anche tutti quei contrasti che possono essere messi in campo grazie alla sinergia tra i vari enti. È questo che confidiamo. Non è possibile pensare di avere studi a destra manca, ma è doveroso che ci sia un'unità di intenti, e credo che questa sia la strada intrapresa, e a maggior ragione credo che le azioni sia a livello governativo che poi a ricadute a livello del nostro Veneto, perché ricordiamo che le due regioni più colpite di questa emergenza sono il Veneto e l'Emilia Romagna, ed è qui che si concentrano più le risorse che vengono messe in campo e tutte le azioni di contrasto che devono essere oltre studiate, come è avvenuto e dimostrato oggi, anche al tempo stesso messe in pratica. E dunque a maggior ragione confidiamo di trovare quelle sinergie, ma soprattutto quella forza per far sì che si possa contrastare questo fenomeno di specie aliena che in natura purtroppo si sta dimostrando molto forte, ma che dimostra ancora una volta che causa di cambiamenti climatici non solo questa specie ma tante altre specie possono presentarsi a creare una grossa difficoltà ai nostri habitat. Non solo dobbiamo difendere l'aspetto socio-economico e lavorativo e ambientale, noi dobbiamo difendere la nostra identità, dobbiamo difendere le nostre peculiarità, dobbiamo difendere i nostri prodotti, perché ne va delle nostre tradizioni, della nostra storia che da sempre vede in prima fila i veneti che lavorano e raccolgono dal mare e producono attraverso ricchezza attraverso i prodotti del mare. Dunque noi dobbiamo difendere questa specificità. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.